dottor Ramos. Giancarlo. Per fortuna che sei qua, dottor Ramos. Stavo tanto male. So tanto a via. Oggi sei una carota lavatrice. Lo so, Giancarlo. La tua anima è una prognosi che non è mai stata riservata per me. Maria Santa! Allora adesso, Sergio, ti insegno una roba che serve per migliorare la velocità. Ti hai capito? Qualcosa che ti porti sempre sta canottiera spusosa. Perché porta fortuna. Ah, quella porta malattie, altro che. Allora adesso ti vado a provare a ciappare a gallina. No, non ti sa che non bevo mai di mattina. Ma no, che a gallina che ti intendi ti? Questa dico! Ai miei tempi ciappare a gallina c'era la base di tutti gli allenamenti sulla velocità. Se ti riesci a ciappare questa, allora ti sei in grado di ciappare tutto. Ti capisci? Oh, mi preferirei mangiarmi, come per una roba tanto deficienti. Ah, perché ti invece sei normale. Dai, proviamo! Ti sei pronto, Sergio? Dai. Pronti? Dai, forza! Forza, Sergio! Forza, Sergio! Dai, forza! Dai, Sergio! Sergio! Forza, Sergio! Dai, Sergio! Forza! Cosa che sei? Niente, sai che... Giancarlo non che fa su sta storia. Comincia a piangere, comincia... Io non vuole che partecipa a sto torneo e forse gara sono io. Sì, gara sono io. Ah! Ne so, però è il fatto se, dottor... Sì, anche questa. Sì, grazie. È il fatto se che Sergio mi aveva promesso. Ma sa che se continua a giocare a carte può dare anche a perdere gli ultimi neuroni. Sì, ma vedi, Giancarlo, ogni giorno mi trovo ad avere tra le mani dei casi disperati. Io so, dottor. Sì, però questi se capi delicati bisogna che mi avami dopo a man, perché sennò dopo se mi infiltrisse. E ho capito che per salvarli devo credere ci sia una possibilità. E vuol dirmi, dottor, che mio Maria sia ormai in caso disperato? Umanamente sì, ma è per questo che quel torneo per lui è così importante. Giancarlo? No, dottor, non stai a toccare che sei mudando le sporche di mio Maria, ste qua. Mi tocca farle con lanciafiamme queste. Senti, è ritornato. Voglio che adesso tu vada da lui e gli faccia sentire che gli sei vicina. Vai. Sergio! 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 Oh. Quello che pensavo, Vezza, che se proprio non ti vuoi che partecipa a sto torneo, allora vuol dire che... No, no, Sergio, anzi, mi dispiace che non ho capito me. E che se una roba adesso che vorrei che ti facessi per me. Cosa? Fin qua, Cosa, Vezza? vinci questo torneo, Sergio. Che cosa stiamo aspettando? Forza! 8450, dai, forza! 8456. Sì, Sergio, non mollare! Non mollare, forza! Dai, Sergio, forte! Forza! Forza, Sergio, veloce! Più veloce! 99! 100! Dai, altre 20, altre 20! Giappa, Seppa, giappia! Dai, forza! Dai, che ti puoi fare? Con una mano! Ancora, Sergio! Ancora! Forza, Sergio, non mollare! 95! Dai, Sergio! 96! Ancora 2, 97! 98! 99! 100! 16.581! 16.582! Dai, Sergio! 99.996! 99.997! E ti fa male? Non fa male! Ah, dai, Non forza! fa male!
Ciappia Sergio! Ciappia! Bravo! 22.895! Forza Sergio! Dai, forza Sergio, dai! 193! Non mollare! Forza Sergio! Forza! Sì! Bravo Sergio! Bravo Sergio! In forma! Signore e signori, buonasera, benvenuti al Baracca e Burattini, dove tra poco si terrà il 25esimo torneo di scopa Memorial Cianeto Primiera, valevole per il campionato del mondo muoviti di che scopa, comincia! al meglio delle 15 partite. Michael! Vieni a vedere che sei in te, mi siamo tappare! Alla vostra sinistra, lo sfidante, 50 anni portati pericolosamente, detentore del record. Guardalo mamma, è purissimo! Più alto tasso di colesterolo mai avuto, il cambio di Via Garibaldi, Sergio Baldà! Alla vostra destra, un campione che non ha bisogno di presentazioni, il campione dei campioni, l'unico, per fortuna, il solo Apollo Creed! Che passo capoto! Coraggio figliolo, coraggio, dai! Ecco la campana, siamo all'inizio della partita del secolo. È subito Apollo che attacca veloce, infilando una scopa, un sette bello e poi un re bello. Baldan accusa visibilmente e Apollo continua a centrarlo con una serie impressionante di scope di destro e di sinistro. Baldan barcolla, asso per Apollo e per Baldan non c'è niente da fare, è al tappeto. La prima partita va assegnata al campione. È cominciata la seconda partita. Non è cambiato il tema di Apollo, che continua con delle scope di destro e di sinistro. Il sette bello è suo, ha già la napoletana fino al 3. Baldan è di nuovo al tappeto e anche questa seconda partita va giudicata al campione. Attenzione, la partita è terminata, ma i due continuano a beccarsi. Te spacco è primiera. Oh, ma tu, ti fa solo la napoletana così. Sta attento, testa asso. Vedremo, ti rotti i bastoni. Ho l'impressione che stiamo per assistere alla terza guerra mondiale. Dai Sergio, dai forza, Continua l'azione di Apollo che sembra dare più frutti di quella del Baldan. Un'altra partita nettamente vinta da Apollo Crane. Non lo mollare Sergio, non lo mollare! Il campione ricomincia a centrare i suoi tremendi sinistri e destri. La primiera è impattata, ma per il resto è tutto a favore di Baldan, che si aggiudica infatti questa partita. Vorrei sapere cosa passa per la testa ad Apollo in questo momento. È la prima partita che perde. Apollo è una furia scatenata, Baldan sta per crollare. Un'altra partita per il campione. Come va Sergio? Che non te venga fuori il sindrome da primiera. No, tutto bene. Ora che se te vedo troppo in difficoltà Sergio, ora che mi interrompo No, ti non ti interrompi niente. No Sergio, mi butto al gessetto. Quello te colpa Sergio. Siamo in perfetta parità, 7 partite vinte da ciascuno ed inizia la 15ª ed ultima partita. Apollo sta già martellando Baldan con una serie incredibile di assi, sembra quasi un mazzo truccato. Ma Baldan reagisce, è incredibile, Baldan trova la forza di reagire e ora è Apollo che, colto di sorpresa, accusa dei tremendi sinistro, rebello, sette bello, cavallo di bastoni. Crane non riesce più a difendersi e per Baldan è facile colpirlo. Scopa col 2 di danari, ancora un 7, primiera! Ma ecco una rabbiosa reazione di Crane. Reazione di Sergio Baldan ora. Il campione viene raggiunto da due poderosi fanti destri. È un continuo botta e risposta. Re di Crane, cavallo di Baldan. Baldan ancora. Apollo. Il campione viene bersagliato da Baldan. 1, 2, 3, 4 scope. Sempre così Sergio, Il sempre campione così. in balia Dai dello Sergio, sfidante dai. che colpisce ripetutamente con dei 5 volanti.
Chi farà a questo punto sarà il nuovo campione. Crane non ce la fa. Il campione non ce la fa. Non ce la fa. Alzati, Sergio! Sì, papà! E Sergio si aggiunge a questa sfida. Baldan ha vinto regolarmente. Sergio Baldan. L'otto di spade alla 15ª partita ed è il nuovo campione del mondo di scopa. Per il 25esimo Memorial Cianeto Primiera, Sergio Baldan! Ancora non mi credo che sia successo. Voglio ringraziare nonno Pino che mi ha allenato. Sergio, sei grande! Sei grande anche tu. E poi voglio ringraziare Dio. Dopo che volta che ho vinto all'otto, questa è la sera più bella della mia vita. E voglio dire una roba a mia moglie a casa. Sì, Sergio. Ciao Carla! Te voglio tanto bene! Sì, Sergio. Ti voglio bene anche a me, Sergio. Sergio! Sergio! Sergio!